troviamo a Mestre con storie di imprese, di insieme idee e persone, con Stefania ed Isabella. Oggi cominciamo a parlare di turismo. Ci troviamo all'Hotel Garibaldi con il signor Luigi Zanchin. Signor Zanchin, la sua attività ha risentito nel post-Covid? Assolutamente sì, naturalmente. Diciamo che dal 20 di febbraio sostanzialmente l'attività, e come tutte le attività alberghiere, hanno risentito in maniera, direi, molto intensa, decisa di questa situazione, e presumo che l'attività alberghiera sia una delle attività che maggiormente ha risentito di questa crisi legata chiaramente al Covid. Per tanti motivi, uno di questi potrebbe essere nel post-Covid la psicosi che si è generata da parte della clientela, che chiaramente vede la possibilità di spostarsi da un luogo all'altro in maniera difficoltosa, e anche psicologicamente c'è un attimo di crisi. E poi in maniera notevole l'aspetto, diciamo, economico. La cassa integrazione piuttosto che le ferie che la gente ha già usufruito, si è già mangiata, diciamo, e i periodi che rimangono a disposizione diventano sempre più limitati. Aggiungiamoci poi il blocco delle frontiere, aggiungiamoci poi il blocco dei voli, e quindi abbiamo un tipo di turismo totalmente locale intendo dire nazionale, e soprattutto perlomeno in questo primo periodo commerciale. E il turismo vero e proprio non si è ancora aperto, fatto sta che la gran parte delle aziende del territorio sono ancora chiuse, insomma. Lei ha dei dipendenti, ha dovuto usufruire della cassa integrazione? Attualmente io non ho ancora riassunto i dipendenti che sono stati licenziati a seguito di questa situazione, e attualmente loro stanno prendendo la disoccupazione normalmente. Non si riesce a stabilire un programma di continuità, è praticamente impossibile l'assunzione se non con contratti extra o con contratti part-time, perché non c'è la continuità del turismo in Malta. Senta, le misure che sono state varate da questo governo, dal governo Conte, per quanto riguarda il settore del turismo, secondo lei sono sufficienti a fronteggiare questo momento di crisi? La mia sensazione è che siano state delle misure varate in maniera disordinata, confusa, con difficoltà, diciamo, di capire esattamente il significato delle misure stesse. Indicativamente alcune di queste misure potrebbero essere anche valide, eccetera. Sono state fornite in maniera molto discontinua, diciamo, e quindi di difficile recepimento, e non lo so. Non credo che saranno adeguate, anche perché la situazione attuale si sta evolvendo nel tempo, ma in maniera rimane la costante della negatività, e quindi di conseguenza, se i tempi si procrastineranno, sarà ben difficile riuscire a sopportare una gestione che si superi i 3-4 mesi, insomma, dal post-Covid, insomma. E si conclude questo secondo tour di storie di imprese, trasmissione Idee e Persone, oggi qui a Mestre, per darci appuntamento alla prossima puntata per dar voce ancora al mondo dell'imprenditoria.